Desiderato con forza da Antonio Conte, il danese avrà il compito di rimpiazzare l'infortunato Lukaku. Ecco le sue statistiche nelle principali competizioni. Sarà Rasmus Højlund il nuovo centravanti scelto dal Napoli e da Antonio Conte per colmare l'assenza di Romelu Lukaku, attualmente ai box per infortunio. Arrivato dal Manchester United per una cifra complessiva di 50 milioni di euro, 6 milioni per il prestito e 44 per il riscatto obbligatorio in caso di qualificazione alla Champions League, l'attaccante danese apporterà due elementi importanti alla squadra: una maggiore capacità di attaccare la profondità e una presenza più costante all'interno dell'area avversaria. Reduce da una stagione non troppo brillante in Premier League con la maglia dei Red Devils, 32 presenze e 4 gol, Højlund arriva a Napoli con grande voglia di rivalsa. Attenzione, fantallenatori! Potrebbe essere un colpo interessante. In questa nuova tappa della sua carriera, il classe 2003 avrà una doppia responsabilità: non far sentire troppo la mancanza di Lukaku e garantire un apporto offensivo più vario, in modo che i gol non provengano solo dalla mediana. Nelle prime 2 giornate di Serie A, infatti, le reti degli azzurri sono arrivate tutte dai centrocampisti MC Tominay, Anguissa e De Bruyne. Ancora a secco di reti Lorenzo Lucca, che contro Sassuolo e Cagliari ha deluso, rimediando 2 volte un'insufficienza, voto 5. La fiducia dell'allenatore nei confronti dell'ex udinese non è svanita, ma Conte è stato chiaro: deve ancora crescere e migliorare molto. Ecco perché Højlund si prepara a diventare il nuovo punto di riferimento dell'attacco partenopeo. Conosce già il campionato italiano. Nella stagione 2022-23 con l'Atalanta ha messo a segno 10 gol e fornito 2 assist. E sembra il profilo giusto per portare imprevedibilità e nuove soluzioni offensive alla squadra. Nel fantacalcio è un'opzione di primo livello. I 55 crediti necessari per acquistarlo possono rivelarsi un investimento azzeccato. Certo, con il ritorno di Lukaku qualcosa potrebbe cambiare nelle gerarchie, ma la sensazione è che, una volta ristabilito, Big Rom non avrà più il posto garantito come prima. Vale quindi la pena scommettere su Højlund anche nelle leghe con asta. Si può arrivare a investire fino al 20% del proprio budget per aggiudicarselo. Højlund non è solo un attaccante fisico, ma anche un giocatore intelligente tatticamente. La sua capacità di muoversi tra le linee, creare spazi per i compagni e pressare alto lo rendono particolarmente adatto al sistema di gioco di Conte. Il tecnico salentino, infatti, chiede ai suoi attaccanti di partecipare attivamente alla fase difensiva e di essere sempre pronti a ripartire in velocità. In questo senso, il danese sembra avere tutte le caratteristiche per diventare un elemento chiave nell'equilibrio della squadra. Un altro aspetto che gioca a favore dell'ex Atalanta è la sua giovane età. A soli 22 anni, Højlund ha già accumulato esperienza internazionale tra campionati e coppe europee, mostrando una maturità fuori dal comune. Il Napoli punta su di lui non solo per il presente, ma anche come investimento a lungo termine. La società partenopea vuole costruire una squadra giovane e competitiva, e l'arrivo di Højlund rientra perfettamente in questa strategia. Dal punto di vista ambientale, l'accoglienza dei tifosi azzurri è stata calorosa. I sostenitori del Napoli vedono in lui un attaccante in grado di infiammare il Maradona con gol e grinta. Para mais informações, gli azzurri curtis e escreva e tiva notificações.